popolo, la città ha parlato e ha detto che il centrodestra è forte, ma che nella città c'è anche c'è un'alternativa rappresentata dalla coalizione di Maria e la nostra testimonianza ha dimostrato che c'è anche qualcos'altro oltre al rosso e al nero. Era il caso, secondo noi, di andare avanti e di continuare nella strada del cambiamento. L'abbiamo fatto con un'alleanza globale. Alle votazioni del 24 e 25 maggio scorso li avevano separati appena 213 voti. Oggi correranno insieme. Daniele Manente sposa in modo globale il progetto del centrosinistra guidato da Maria Ghimenton e al ballottaggio del 7-8 giugno promettono, se i voti saranno confermati, di vincere le elezioni e riportare il centrosinistra sulla poltrona di sindaco che fu, l'ultima volta, di Maria Gomierato dal 2005 al 2010. Io credo molto nel dare anche segni importanti anche per la città. Noi con il gruppo della coalizione Manente avevamo veramente una comunanza di programma da quello che è la tutela dell'ambiente, il consumo del suolo zero, a quella che può essere la protezione dal rischio idrogeologico e anche la tutela dell'ospedale. Quindi questa cosa qui ci ha fatto anche pensare perché dobbiamo correre separati quando possiamo dare anche alla città un segno di unità, quindi questo è stato, diciamo, quello che ci ha spinto a trovare un punto d'incontro. Trovata la quadra sul programma che è comune, i due candidati confessano di aver sentito la responsabilità di una città che ha chiesto loro di non mollare. La gente ci ha chiesto di non mollare ed era giusto quindi provare un'intesa sui programmi, sulle linee programmatiche per portare avanti le nostre istanze. Maria ci ha ascoltato, quello che noi abbiamo chiesto è di, una volta trovata l'intesa sui punti del programma, di trovare anche un'intesa sulla corresponsabilità amministrativa, cioè noi governeremo assieme. L'apparentamento in questa forma era l'unico modo per garantire la presenza dei giovani in tutte le ipotesi possibili. Il ballottaggio sarà un terno all'otto, ma l'importante è non avere rimpianti. Ci speriamo, quantomeno avremo fatto tutto quello che è stato possibile andando uniti per rispondere a quelle che sono state le esigenze della città e anche a quello che sono state le domande della città e che sono state espresse nel voto.